Buon appetito! Sono a Santa Teresa di Gallura e oggi mi sono fermato a mangiare qualcosa a pranzo perché non voglio andare in spiaggia, anche se comunque il clima è bellissimo, quindi mi avvicino, ma preferisco mangiare qualcosa di buono in paese. Opterò finalmente per la zuppa gallurese che servono in questo ristorantino, che è proprio a due passi dalla piazza del comune. Poi metterò il link. Zuppa gallurese che è fatta con l'utilizzo del pane raffermo, poi condito con il brodo di carne. In questo caso loro usano la vitella, c'è chi usa anche la pecora, però un brodo di carne in caso deve essere utilizzato, e aggiungendo molto formaggio, pecorino, quindi il risultato sicuramente sarà buono, spero sarà buono, in Gallura per mangiare la zuppa gallurese. Comunque è molto bellino qua, poca gente, non è ora questa, di sera si riempie. E voilà, eccola qua, non male, non vedo l'ora di assaggiarla, bella morbida, si sente un bel profumo di questa crosta di formaggio. Signori, ma voi, zuppa gallurese in quel di Santa Teresa di Gallura o Santa Teresa Gallura. C'è un profumo, cavolo. Buon appetito, buon appetito. Guarda come fila. Bella cosa. Molto pecorino, molto pecorino. Wow. Che bella cosa. Ottima. Confermo che è un piatto ottimo. Se bada, bello, bellissimo, con il miele sopra, non male. Adesso scoppiamo subito. Una bella cosa. Signori, e buon appetito. Un bagno di miele ottimo, veramente fino anche questo, come deve essere peraltro. Molti di voi la conoscono, quindi inutile che ve la descriva cosa vuol dire una seara. Molto meglio ovviamente col miele, Cinsarina si serve col miele, qualcuno ci mette lo zucchero, ma miele, viva il miele. Ok, direi massima resa, minima spesa. È andato tutto molto bene, il prezzo onesto, dai. Buona giornata.